Di questo dovranno farsi carico perché una volta individuati pagheranno fino all'ultimo centesimo la multa che gli arriverà. Aveva detto così meno di 2 mesi fa il sindaco Mario Conte di fronte all'imbrattamento di una delle colonne interne della cinquecentesca Porta San Tommaso. Il nucleo di polizia giudiziaria dei vigili ha identificato e denunciato per danneggiamenti alla procura dei minori il responsabile, un ragazzino di appena 14 anni che con la stessa bomboletta e lo stesso disegno aveva imbrattato anche muri, panchine e pensiline dell'autobus in viale Cairoli, piazza San Leonardo, via Santa Caterina, viale Bixio e viale Terza Armata. Un vero e proprio raid che aveva fatto andare su tutte le furie il sindaco. Ricordo che chi imbratta e rovina la città offende tutti i trevigiani, quindi noi non abbiamo alcuna intenzione di tollerare. Non è stato semplice, ha spiegato il comandante della locale Andrea Gallo, risalire al ragazzino che aveva scelto zone non coperte dalle videocamere di sorveglianza. Ai vigili non è rimasto altro da fare che studiare il disegno del writer. Dopo aver confrontato centinaia di profili sui social network, sono poi riusciti a identificare lettere e numeri dei graffiti identici in alcuni profili Instagram e riconducibili senza ombra di dubbio all'autore delle scritte oggetto dell'indagine. In casa del 14enne sono stati trovati ulteriori elementi. La famiglia del ragazzino, all'oscuro di tutto, si è dimostrata collaborativa. Confidiamo, conclude il comandante, nell'opera di educazione dei genitori che nulla sapevano dell'accaduto.